abbiamo qui un trio sul palco qui del Lab al salotto. Un applauso per l'utente and the Camel Toes. Benvenuti, benvenuti. Grazie. Grazie, ciao. Welcome. Allora qua vedo subito un banjo, vedo un dobro, cioè qui sono strumenti importanti, tra l'altro Strumenti tipici del Monferrato, tra l'altro. tipici del Monferrato, perché voi arrivate da Asti, giustamente. Sì. Se non è country quello, scusami, è meglio di così. Allora, sono tutti strumenti diciamo che hanno una certa storia, a parte quel basso che c'è lì dietro, questo ukulele basso, che poi andremo a scoprire un po' meglio. Che Esatto, è uno strumentaccio, è con piccolo. le corde di ciclo, corde di gomma che non corde di scorrono. gomma ma fa male. Va bene, cominciamo però subito a sentirli cosa succede mettendo insieme questi strumenti e le vostre voci. Abbiamo un nome importante che sarebbe l'utente and the Camel Toes. Credo che ci sia qualcuno che fuma tra di voi, c'è qualche... Sì, parecchio. Parecchio. Un po' a turno facciamo. Un po' a turno, nonostante per non esagerare. Nonostante cantate tutti e tre. Vabbè, e il primo brano che cos'è? Un Cigarettes and Coffee, che cos'è? No? No, in realtà è una cover di un pezzo anni 90. Non tanto famoso. Esatto, poco famoso, Ah. Forse più famoso verso il bluegrass. No, forse no. Vabbè, diteci È come si possibile chiama che lo però. riconosciate. Come si... Potreste riconoscerlo. Possiamo ricordare un piccolo quiz che cominciamo subito a fare con l'utente and the Camel Toes qui al salotto. Load out phone guns and bring your friends. It's too fun to lose and to praise them. She's overboard and sail ashore. Oh no, I know our dirty world. Hello, 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 hello. With the lights out, you lose dangers. Here we are now, entertainers of a stupid and contagious. Here we are now, entertainers. I'm a lotto, I'm albino, I'm a mosquito, I'm a beetle. Yeah. Hey. I want to do it best, and for this gift I feel blessed. Our little grown has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, we lose dangers. Here we are now, entertainers, alpha stupid and contagious. Here we are now, entertainers. I'm a lotto, I'm a albino, I'm a mosquito, I'm a beetle. Yeah. Hey. And I forget just why it is. Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it out. It's hard to find. Oh well, whatever. Never mind. Hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, 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 how low, hello, hello, hello. With the lights out, here is danger. Here we are now, entertainers. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertainers. I'm a lotto, I'm a bino, I'm a mosquito, I'm a beetle. I deny you, 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 I deny you. Grazie. Questa è una versione di Smells Like Teen Spirits, mai, Esatto, l'hai riconosciuta, bravo. mai sentita così col banjo, che devo dire che è la fata padrona. Bene, bene, È mi fa uno piacere. strumentone che quando prende la scena poi non la molla più. Esatto. Com'è nata questa tua passione per questo strumento? Ma ormai un po' desueto? nasce inizialmente, diciamo, guardando, cioè un po', ci sono, diciamo, Video su YouTube, sì, no? certi artisti che magari si dilettavano, cominciavano a riutilizzare questi strumenti. E niente, mi è subito piaciuto questa padellone che Però che non nessuno è facile da riconosce. suonare, perché tu hai tutte delle Sì, appendici alle il dita. banjo bluegrass è il banjo a 5 corde con la quinta che parte da metà manico e lo si suona praticamente con 3 dita e io uso dei plettri metallici. E il per- canto devi farlo col pollice, se non sbaglio, no? Di solito. Sì. Diciamo, invece che di solito il basso col pollice, entriamo nei tecnicismi, Esatto. e così facciamo una cosa un po' più di taglio più alto, visto che poi questa settimana ci sarà anche roba forte che comincia, ne invitiamo tutti quanti giovedì al birrificio, per questa roba forte sarà un taglio più alto, quindi anch'io sto cercando di fare un po' di cultura qui. Allora il prossimo brano che stravolgete qual è? Il prossimo brano è Killing in the Name dei Rage Against the Machine. Col banjo. Adesso veramente siamo curiosi di vedere cosa succederà. Signore e signori, loro sono l'Utente and the Camel Toes. Those that work forces are the same the band process. Some of those that work forces are the same the band process. Some of those that work forces are the same the band process. Some of those that work forces are the same the band process. Killing on the name of killing on the name of. Die, not justified by wearing the badge and be chosen. Why you justify those who die by wearing the badge and be chosen? Why? Some of those that were forces are the same the band process. Some of those that were forces are the same the band crosses. Killing on the name of killing on the name of. Now you do what I told ya. Now you do what I told ya. Now you do what I told ya. Now I will do what I told ya. Those who die not justified by wearing the badge and be chosen. Why you justify those who die by wearing the badge and be chosen? Why those who die are justified by wearing the badge and be chosen? Why you justify those who die by wearing the badge and be chosen? Why?
to tell me. Fuck you, I wonder what 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 to tell me. Grazie. L'utente and the Cameltos, è eccezionale questa versione di Killing in the Name dei Rage Against the Machine. Se non sbaglio c'era anche una citazione di Dear Prudence, era una specie di mashup. Sì. All'inizio c'era Dear Prudence, quasi speravo che la facesse a questo punto, tutta quanta, perché col banjo così rendeva veramente molto bene. Allora, chiaramente per seguire le vostre, immagino che avete molte date, consigliamo di andare a consultare la pagina Facebook. Sì, la pagina Facebook assolutamente, poi ci trovate anche su Instagram. Fabio, aiutami. E basta, no, solo su Basta, Facebook no, e Instagram. allora, non aiutarmi. I social più anche importanti. YouTube, anche No, YouTube. aiutateci Anche voi YouTube. come dire, a ricordare cosa dobbiamo scrivere però. Perché Allora, qua è un po' un casino perché qua è siamo un un po' casino. dei deficienti, però... Bisogna mettere Lo. L-O-U, Sì. tente, poi and the Cameltos. E se volete Paolo può spiegarvi cos'è. Ah, ci potete anche su spiegare. richiesta diamo Volete? spiegazioni. Vabbè, spiegatecelo come noi, siamo qua, siamo a po'. Spiegateci come mai. Allora, l'utente è diciamo un'inglesizzazione di L apostrofo utente. Il Utente. camel toe è quell'effetto, lo trovate anche su Wikipedia, lo spiega meglio di Trovate me. anche in giro per la Non è città. volgare, non è volgare. È Sì. quell'effetto che avviene quando una donna mette dei pantaloni particolarmente attillati e si vede la forma. Si vede la forma. Cioè, Tra quello è il l'altro camel toe. vorrei fare un applauso anche alla tecnologia che avanza, perché anche d'inverno con i nuovi materiali si riesce a vedere anche si in giro riesce anche sempre. questa cosa Una volta qua. solo d'estate. Certo, poi diciamo non vi casca mai l'occhio, voi, però diciamo, è una cosa no. che. Vabbè, meno male. Viva la natura, viva le forme, viva a questo punto anche i camel toes, o meglio, è l'utente che a questo punto ci faranno assaporare in tutt'altra salsa quale brano. Allora, il prossimo sarà un brano dei Pixies, quindi rimaniamo su quegli anni lì, diciamo, forse anche un po' prima. E il brano sarà Where is my mind? Where is my man, famosissimo anche, andiamolo a sentire nella versione di L'utente and the Camel Toes. Stop. With your feet in the air and your head on the ground. Try the spring and spinning, yeah. You wear it collapse, but there's nothing in it, and you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, cities swimming. Swimming in the Caribbean. Animals were riding beyond the rocks, except the little fish, when they told me where, tried to talk to me. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, cities swimming. Your feet in the air and your head on the ground. Try the swing and spinning, yeah. You have a collapse,
but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it's raining. Stop. Grazie. Questa credo che neanche i Pixies l'abbiano mai sentita fatta così col banjo, questo loro brano famosissimo, e insomma effettivamente riuscite a far gustare in tutt'altro modo i classici, che poi avete insomma scelto dei super classici, però devo dire tutti di un certo periodo, quindi mi sa che siete appassionati siamo un pochettino un po' fissati quegli anni lì. per gli anni 90, anzi io ci sguazzo, è chiaro. Va bene, allora abbiamo detto di andare sulla vostra pagina Facebook, ci avete anche Instagram, abbiamo cercato di fare lo spelling del vostro nome per invitare L'abbiamo messa tutta. a seguirvi. Io non mi resta che chiaramente ringraziare chiaramente anche a questo punto, sfruttando il fatto che siete voi sul palco, le altre band che sono intervenute questa sera. Io chiederei un applauso anche per i Negromanti, per i Ponzi in Chess che si sono venuti a trovare, un ringraziamento particolare chiaramente al Lab che ci ha ospitato, Sergio Olivato alla parte tecnica, Danilo Samà che è quello che ci segue tutti quanti i social. Con che brano chiudiamo questa puntata del salotto? Allora, innanzitutto grazie a te, soprattutto perché ti ringrazio, non vedo. L'ultimo brano, per cambiare, qua siamo invece sugli anni 90, quindi siamo su quegli anni lì, passiamo verso i Metallica. Il brano sarà Enter Sandman. Attenzione, finiamo con Enter Sandman qui al salotto questa sera insieme all'Utente and the Camel Toes. Say you pray, little one, don't forget my sound to include everyone. Touch your wing, one within, keep you free from sin till the same count. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, exit light, enter night. Take my hand off to Never Never Land. Something wrong, shut the light, maybe true tonight, and the others know why. Dreams of war, dreams of life, dreams of dragons fly, all the things they will buy. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, exit light, enter night. Take my hand, off to Never Never Land.
notes say my soul's hush, little baby, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just a beast under your bed, in your clothes and in your head. Exit light and tonight, rain on sand. Exit light and tonight, take my hand off to Never Never Land. Grazie a tutti. Grazie. Grazie ancora. Grazie. Grazie all'utente and the Camel Toes, grazie chiaramente anche ai Negromante e Pony Cheese. Diamo appuntamento tra 2 settimane, perché la prossima avremo un turno che saltiamo per questioni di campionato, tante belle cose, e vi diamo appuntamento sempre qui all'Aba. Au revoir, bye bye, ciao.